Bentrovati a un nuovo appuntamento con A Voi la Linea. Arriverà in giornata il verdetto sulla colorazione delle regioni. Il Friuli Venezia Giulia dovrebbe rimanere in arancione. Ne abbiamo parlato con il vicepresidente della regione Riccardo Riccardi, il quale definisce incomprensibile la decisione dell'Europa di collocare il Friuli Venezia Giulia in area rosso scuro, un valore, dice, attribuito in maniera superficiale. Riccardi fa anche il punto sui vaccini. Nelle prossime settimane dovrebbero arrivare 20.000 dosi, dice, ma il condizionale è ormai d'obbligo. Navighiamo a vista. Vicepresidente, oggi è la giornata dei colori. Il Friuli Venezia Giulia verosimilmente resterà in arancione per questioni tecniche, ma la situazione sta migliorando nonostante l'Unione Europea ci abbia messo addirittura in rosso scuro. Ma questa cosa dell'Unione Europea sinceramente la trovo incomprensibile, perché se tu devi proteggerci rispetto a un andamento del contagio di persone che arrivano da aree dove c'è un presunto contagio alto, allora lì l'RT, che è veramente la capacità di contagio, la nostra regione non ha valori più alti della media delle regioni italiane, siamo ben oltre sotto l'1 e quindi io penso che questa sia una... sapete che non faccio mai polemica, ma non voglio farla neanche in questa occasione, ma secondo me questo è un valore attribuito in modo superficiale. Poi è anche abbastanza strano che dalla sera alla mattina, vabbè, questo paese ci ha abituato a tutto, vai a dormire con 3 regioni che sono nel profondo rosso, ti svegli la mattina che ce n'è soltanto una, è una cosa abbastanza strana. Rispetto all'andamento del contagio sta fortunatamente sta flettendo lentamente, e quindi è chiaro che noi dobbiamo avere tutte le precauzioni. Ora aspettiamo il giudizio degli indicatori definiti dal governo. Se noi dovessimo guardare gli indicatori sui quali è stata costruita la valutazione nel corso del tempo, avendo questo RT a queste dimensioni, sicuramente saremo a zona gialla. Probabilmente questo potrebbe essere un colore corretto nella misura in cui si deve tenere conto della pressione ospedaliera, che invece presenta dati oltre la soglia. Quindi fortunatamente flettiamo con una velocità limitata, e naturalmente oggi il grande problema è quello di liberare i nostri ospedali, quindi nel momento in cui però ci fosse la coerenza di questo andamento stiamo vedendo anche una riduzione sia delle aree mediche che delle terapie intensive. Naturalmente i percorsi sono lunghi, complicati, e quindi noi dobbiamo continuare a lavorare innanzitutto per vaccinare le persone, che è il metodo di contrasto all'epidemia più importante. E poi dobbiamo cercare di continuare ad avere dei comportamenti responsabili con l'utilizzo delle mascherine, evitare gli assembramenti, tenere le distanze e le cose che ormai conosciamo tutti. Quanto alle dosi, ci sono novità? Quello che è stato stanziato ad oggi, a questa settimana, è arrivato, poi cominciamo a avere delle previsioni nel corso delle prossime settimane che si attestano tra le 10 e le 20.000 dosi, però con tutte le riserve dei casi, nel senso che la gestione commissariale ogni volta che ci dà una comunicazione della presunta distribuzione e consegna delle dosi usa molti condizionali, evidentemente per esperienza di ciò che è stato, quindi tutti auspichiamo che queste dosi diventino continue, perché il problema di calcolare come prosegue la campagna vaccinale una volta completata la prima fase ha a che fare con dimensioni e flussi. Siccome noi entreremo adesso nella valutazione e quindi nell'apertura delle agende per gli over 80, adesso stabiliremo nei particolari come procedere su questo. Noi abbiamo oltre 100.000 persone over 80 e quindi vaccinare 100.000 persone oppure una quota di questi significa avere un numero delle dosi che devi dividere per 2, perché devi garantire il richiamo in attesa di altre autorizzazioni che l'EMA potrà dare, poi vedremo anche su questo. Quindi navighiamo un po' a vista, ecco, e quindi questo è un problema non banale se ricordo che in questo paese la mortalità da Covid, il 60% delle persone che sono mancate avevano più di 80 anni, nella nostra regione questo 60% è il 68%, quindi è chiaro che questa è un'altra delle spiegazioni purtroppo anche della mortalità alta che registriamo in Friuli Venezia Giulia.
Un gruppo di imprenditori si è riunito oggi a Fontanafredda per manifestare davanti alle telecamere di Telefriuli la propria sofferenza per il periodo di chiusura e le difficoltà quotidiane, soprattutto economiche, allo stremo in particolare palestre e piscine con indennizzi del tutto insufficienti. Alcuni di loro sono pronti a presentare un ricorso al TAR per chiedere di tornare a lavorare. Siamo a Fontanafredda alla palestra Aschesis insieme a Mario Bolognesi e a tante altre persone che qui si sono riunite per dare un segno di protesta anche di diverse categorie. Cominciamo dalle palestre, siete chiusi da tantissimo tempo e adesso veramente non ne potete più. No, noi stiamo ancora cercando di capire quando e come riapriremo, perché oltretutto si sente che neanche il 5 marzo forse slitterà anche quello. I mesi continuano a passare e le risorse non ci sono. Purtroppo l'attività deve andare avanti, abbiamo persone che lavorano per noi, che comunque devono trovare altre risorse, rischio di riaprire senza avere personale perché magari ognuno di noi ha bisogno e esigenze diverse e magari va a trovarsi un altro impiego. I ristori non arrivano e quelli che arrivano non bastano a coprire le spese. Se ci dite quando e come possiamo riaprire, noi come avevamo già detto in altri tempi, e ringrazio ancora Telefriuli che è disponibile, abbiamo messo tutti i presidi sanitari, abbiamo messo i gel e tutto quanto, sanificazioni fatte e ancora oggi noi siamo chiusi senza avere una data di riapertura certa e in che modo e in che termini. La nota dolente è naturalmente quella dei conti. Sul fronte degli indennizi, quanti ne avete ricevuti, quanti euro avete ricevuto e quante spese avete avuto nel frattempo? Beh, noi abbiamo la fortuna che la proprietaria stabile ci ha bloccato l'affitto almeno per 2 mesi. Fortunatamente, perché l'unico ristoro che ci è arrivato, se non ricordo male, siamo intorno ai 6.800 euro e se avessi dovuto pagare l'affitto a quest'ora li avrei già finiti. Avete anche intenzione di fare un'azione legale, però in che modo? C'è un gruppo di avvocati di Savona che abbiamo contattato per fare un ricorso al TAR. Speriamo che questo porti a qualcosa, un segno di protesta, perché stare qui a aspettare lo Stato che sta lì a litigarsi le poltrone non ci porta da nessuna parte, quindi qualcosa bisogna fare. Abbiamo riunito qui altre categorie apposta, oggi abbiamo contattato un po' di persone perché ognuno di noi ha i propri problemi, ogni associazione, ogni ristoratore, ogni locale ha i suoi problemi. Lavorare così non vuol dire lavorare. La Costituzione italiana, articolo 1, dice che siamo fondati sul lavoro e qui non mi sembra, mi stai bloccando il lavoro, io non posso lavorare onestamente, per cui non so più cosa fare in questo momento. E anche le piscine sono in grave difficoltà. Siamo con Stefano Cerchier, presidente di Arca Nuoto, che gestisce varie strutture proprio nel Friuli occidentale. Ecco, anche per voi la situazione è pesante. Sì, molto pesante. Mi associo a quanto ha detto prima Mario, le difficoltà sono notevoli. Tra l'altro noi abbiamo delle strutture che sono molto complesse come gestione e come manutenzione, perché costantemente dobbiamo essere presenti in quanto le apparecchiature sono molto sofisticate, ci sono praticamente pompe, filtri, computer che analizzano l'acqua e controllano tutto quanto, tutti i valori, e abbiamo sempre bisogno di una presenza costante all'interno della piscina anche per evitare ghiaccio, gelo e altre cose, quindi va messa in funzione. Ma quello che volevo sottolineare in questa, diciamo così, protesta è che i comuni, regioni, ma soprattutto i comuni, sono i proprietari delle strutture delle piscine e devono praticamente mantenere e rispettare dei decreti che sono praticamente emanati dallo Stato, che è l'organo superiore. Però il paradosso è che noi siamo aperti in diverse strutture per mantenere le squadre agonistiche e mi spiego. Perché la federazione, che non è la proprietaria di un impianto, però noi apparteniamo alla federazione, ci costringe a mantenere gli impianti aperti per fare allenamenti alle squadre agonistiche, rispettando chiaramente le regole, e gli altri utenti, gli altri cittadini che sono praticamente all'interno di un comune non possono frequentare la piscina. Io non credo che sia giusto questo, per gli sì e i cittadini no. Quindi se facciamo rispettare le regole diamo spazio anche agli altri. Quante strutture gestite, dove, quanti sono i dipendenti e quanti sono stati gli indennizzi? Le strutture qua nel Friuli siamo in cinque realtà: Spilimbergo, Fasiano, Falcone, Pordenone e Fontanafredda. Abbiamo anche
altre strutture nel Veneto, noi abbiamo ricevuto un bel indennizzo, se lo analizziamo, 50.000 euro, però su 9 strutture 50.000 euro divise in 8 strutture, perché la partita IVA è una sola, pulisci solo i vetri. E qui c'è anche Francesco Zannette, titolare del ristorante Tentazioni a Sacile, anche per voi naturalmente tempi molto duri. Sì, è diverso tempo che i tempi sono veramente duri, ci stiamo inventando di tutto per stare a galla. Ovviamente adesso ci siamo concentrati sull'asporto, l'unica cosa che possiamo fare. Certo è che l'asporto ci torna un 60% di fatturato in meno, anche se io in sostanza ho 4 dipendenti in cassa integrazione, ho una rosticceria, perché non è più un ristorante ma una rosticceria, su 2 piani, e quindi le spese sono altissime da sostenere, l'affitto è pesante da evadere ogni mese, e dunque stiamo veramente soffrendo. Di farci la paga non se ne parla neanche, per cui insomma stiamo veramente soffrendo tanto. Indennizi per voi? Indennizi, tutto sommato è arrivato qualcosa, onestamente sull'ordine degli 8.000 euro, e poi sono arrivate 2 tranche da 600 euro come partita IVA nostra personale, ma in realtà è servito ben poco, piuttosto di niente. È meglio così, però non serve a tanto, cioè non ti dà la sicurezza di andare avanti questo. Ed ora facciamo una piccola pausa per la pubblicità, poi ci ritroveremo assieme. Da voi la linea. Bentornati a Da voi la linea. Disagi oggi in via Planis a causa della chiusura prolungata di uno dei 5 passaggi a livello, per l'eliminazione dei quali 9 anni fa sorse un comitato che oggi scende nuovamente in campo. Un saluto ai nostri amici telespettatori, mi trovo in via Planis, dove questa mattina si è creato un forte disagio per la chiusura prolungata delle sbarre qui sulla ferrovia. Una ferrovia che divide in 2 la città. Sulla ferrovia su questa tratta si contano ben 5 passaggi a livello. Ebbene, per eliminarli da anni ci sono dei comitati che si stanno riunendo, questi comitati spontanei, ma non è che siano riusciti a ottenere granché. Abbiamo con noi una delle rappresentanti di quello che è stato il primo comitato, Rosanna Morocuti, il comitato originario. Quindi tutto come era, come quando avete cominciato a riunirvi? Sì, nonostante il nostro impegno sia stato a 360 gradi, perché abbiamo fatto centinaia di relazioni, abbiamo partecipato a riunioni nelle principali sedi istituzionali, comune, regione, commissioni territoriali, insomma noi ce l'abbiamo messa tutta. Cosa posso dire ancora? Ecco, e non è possibile che dopo tanta fatica continuino a ripetersi fatti come quello di oggi. Sì, abbiamo organizzato la marcia, si ricorda, sui binari, a cui ha partecipato anche l'arcivescovo, un rappresentante della curia udinese, poi abbiamo raccolto circa 8.000 firme, cioè noi non sappiamo più cosa fare. Intanto continuano a verificarsi ancora momenti di disagio. Ci sono delle problematiche legate a RFI, perché il passaggio a livello, diciamo, la struttura delle ferrovie è più delicata, quindi richiede controllo continuo, è una delle strutture più costose. Noi l'abbiamo segnalato, questi 5 passaggi a livello devono essere tolti, anche perché ogni volta che si chiude un passaggio a livello ci sono 2 flussi di traffico che si fermano, cioè lunghe file di macchine, e naturalmente con inquinamento dell'aria. Nessuno dice quanti sono le persone delicate che soccombono per questo inquinamento continuo. Bene, passiamo la parola perché abbiamo con noi il consigliere regionale Giuseppe Sibao, che a suo tempo, buongiorno consigliere, a suo tempo aveva presentato una mozione. Questa mozione dov'è? Che cosa è cambiato nel frattempo e che cosa richiede nuovamente? Su sollecitazione del comitato avevo presentato nel 2017 in regione una mozione con l'allora giunta Serracchiani.
La mozione chiedeva lo spostamento di tutto il traffico ferroviario sull'altra linea, quella in barriera, in modo da liberare tutti i passaggi a livello. Che tra l'altro è poco qua avanti, poco più in là. La cifra necessaria era di qualche milione per fare questa operazione. Però da allora non si è mai fatto niente. Perché? Perché si sono succedute poi le amministrazioni, ma alla soluzione non si è ancora arrivati. C'è stato un grande interessamento del parlamentare Pittoni, il quale nel 2018 con l'allora governo giallo-verde era ascoltato e era andato a un tavolo di trattativa e sembrava che tutto si dovesse risolvere in tempi rapidi. Poi è cambiato il governo, Pittoni, pur dandosi sempre da fare, perché io lo sento e lui dice ma si dovrebbe arrivare alla soluzione, però vedo che non si arriva a niente. Allora io credo che RFI, se opportunamente sollecitato dal governo, questa soluzione la potrebbe portare. Ecco, qui è presente anche Luciano Zorzenone in rappresentanza del Cordicom, al quale tra l'altro aderisce il comitato contro i 5 passaggi a livello, per l'abbattimento dei passaggi a livello. Effettivamente insomma, si verificano troppi episodi che creano disagio, come quello di questa mattina. Esattamente, e questo è il problema. Il motivo per cui è stato fatto la tratta interrata ha proprio questa funzionalità, cioè di togliere i passaggi a livello. Sono passati tanti anni, siamo ancora qua a parlarne, ma quello che più è grave è che la tratta interrata è a doppio binario, identica a quella che viene da Tarvisio fino a Bivio Vat. Non viene usata perché ci sono dei tecnicismi, oppure perché c'è qualcos'altro, perché a un certo punto non si riesce a capire la motivazione. L'entrata fino alla stazione da Bivio Vat può essere realizzata e viene utilizzata quando a RFI fa comodo. Perché invece non si può usarla invece in maniera continua e costante? È questo che non si capisce. Cioè, insomma, i comitati non intendono demordere, continueranno nella loro battaglia. Anche per idea, anzi assolutamente sì, perché ci sono dei pericoli continui, come quello che sta succedendo, quello che è successo oggi. Qui c'è il Beazzi, ci sono passaggi di ragazzi, ci sono a volte magari passaggi non corretti, però proprio per questo, prima che succeda qualcosa di grave, specialmente ai ragazzi, è meglio intervenire. Bene, ringraziamo anche Luciano Zorzenone, e ringrazio Paolo Bassi per le riprese, restituisco la linea allo studio. Definiti oggi i numeri delle persone che saranno coinvolte per mantenere le distanze all'esterno delle scuole, le fermate degli autobus per gli studenti. Ce ne parla l'assessore alla sicurezza del comune di Udine, Alessandro Ciani. Sono stati definiti oggi orari, tempi, numeri di persone che saranno impegnate per quanto riguarda la ripresa della scuola per tenere in sicurezza gli studenti. Infatti l'assessore Ciani è appena uscito da un incontro per definire praticamente per la messa a punto della macchina organizzativa. Sì, è una macchina organizzativa ovviamente molto complessa perché l'argomento è molto complesso e molto delicato, così come stabilito nel tavolo istituito dal prefetto. Il rientro a scuola avverrà lunedì secondo 2 orari scaglionati, ingresso quindi alle 8 e alle 10 e uscita alle 13 e alle 15. Abbiamo coinvolto moltissime associazioni di volontariato, in particolare la Protezione Civile, sempre presente, l'associazione Alpini, Carabinieri, Polizia di Stato, la Finanza, e desidero ringraziare tutti. Quindi ci saranno all'ingresso dei servizi che partiranno mezz'ora prima, alle 7:30 e alle 9:30, e all'uscita, dal momento dell'uscita fino a 30 minuti successivi, quindi alle 13:30 e alle 15:30. Abbiamo individuato 8 luoghi all'interno della città che riteniamo maggiormente delicati dal punto di vista del pericolo di assembramenti. Penso ad esempio alla stazione, all'autostazione, al terminal studenti, via Renati, via Caccia, via Marco Volpe, via Leledra e il centro studi. Saranno tutti presidiati da almeno un agente di polizia locale con almeno un volontario. Abbiamo calcolato quindi che saranno all'incirca una decina di agenti di polizia locale e 10
10-15 volontari, quindi quasi 25 persone che ogni turno e ogni giorno lavoreranno per cercare di garantire il rientro in sicurezza a scuola. Uno sforzo organizzativo veramente molto importante, ma ecco, è un tema così importante e così delicato che certamente questi sforzi meritavano di essere fatti. Ecco, adesso rimane l'ultimo nodo, quello dei trasporti, c'è anche la quantità dei mezzi. Sì, in realtà del tema dei trasporti si è occupata ovviamente la Regione, che è competente in materia di trasporto pubblico locale, e se ne è parlato molto all'interno del tavolo prefettizio. Sono stati ovviamente aumentati anche i trasporti, in particolare penso alle corriere e ai treni. Ovviamente con l'ingresso scaglionato sono dovuti essere stabiliti delle nuove corse. Il lavoro è partito in realtà a dicembre, quando si pensava che la scuola dovesse ripartire a gennaio, e quindi sono 2 mesi di lavoro veramente molto importante, molto delicato, che ha coinvolto moltissimi enti, ciascuno ovviamente per le proprie competenze. Quindi è assicurato che anche il trasporto sarà incrementato di molto? Sì, ovviamente compatibilmente con quello che la Regione ha potuto fare. Ci sono state delle problematiche anche a livello di gestione del traffico all'interno della città, però sì, ovviamente il trasporto pubblico è stato incrementato sulla base delle esigenze dei ragazzi, che si troveranno anche in alcuni casi ad andare a scuola in orari diversi rispetto a quelli canonici. Ed ora andiamo a Gorizia, dove il sindaco Rodolfo Ziberna ha presentato denuncia a querela questa mattina. La questione riguarda un fantomatico aumento dello stipendio dei membri del suo esecutivo. Do notizia ai cittadini che proprio alcuni minuti fa ho finito l'incontro con la questura per avviare il deposito di una querela per diffamazione. E in queste ore che sta girando, sta invadendo letteralmente i social con delle notizie false, con delle fake news prive di ogni fondamento. La notizia sarebbe che questa giunta, la giunta Ziberna, si sarebbe aumentate l'indennità, si sarebbe aumentato lo stipendio. Nulla di più falso. Ma nessun comune del Friuli Venezia Giulia dal 2011, nessun comune, Gorizia, Monfalcone, Trieste, Udine, Grado, Gradisca, nessun comune può aumentare di 1 centesimo o diminuire di 1 centesimo l'indennità, lo stipendio di sindaco e della sua giunta. Nessuno, per legge, non è possibile, ripeto, per legge. Fanno girare una determina degli uffici, che è quello che mostrano è un atto obbligato, è una fotocopia che dal 2011 tutti i comuni devono fare, il comune di Gorizia dal 2011 fa, e non è competenza della giunta, ripeto, è un atto obbligato degli uffici, atto amministrativo, rigorosamente amministrativo, ma è ancora più grave perché queste false notizie, queste fake news giungono da chi? Da consiglieri comunali. Non conoscono le leggi, non sanno leggere un atto amministrativo, ed è comunque cosa grave, oppure sono evidentemente in malafede. Da cittadino, prima ancora che da sindaco, da cittadino io sarei indignato se il mio sindaco si aumentasse anche di 1 solo euro all'anno la sua indennità, nel momento in cui le famiglie non riescono a raggiungere fine mese, non riescono a dar da mangiare tante famiglie anche alla propria famiglia, ai propri figli. E sono indignato da cittadino che questi consiglieri comunali, questi amministratori stanno speculando su questo dramma, sul dramma che vivono tante loro famiglie di concittadini, sulla pelle della gente. Stanno speculando sulla pelle della gente esclusivamente per campagna elettorale. Vergogna, vergogna, vergogna! E noi siamo in chiusura, vi ringrazio per l'attenzione, vi auguriamo una buona giornata con Telefriuli, arrivederci.